Allora la resistenza in provincia di Treviso come è nata e come si è sviluppata? Innanzitutto bisogna ricordare un fatto, l'8 settembre che cosa è stato? L'8 settembre è stato lo sfacelo dello Stato italiano. Noi ci siamo trovati all'8 settembre con due eserciti stranieri che invadevano il paese. Uno, quello degli anglo-americani che erano già sbarcati in Sicilia e che era un esercito nemico in quel momento. L'altro, quello tedesco che era alleato, che si apprestava a invadere il paese e nel giro di qualche settimana il paese era invaso. Come è nata la resistenza e da chi è nata la resistenza? La resistenza è stata un incontro felice tra i vecchi antifascisti che avevano resistito per 20 anni al fascismo e avevano pagato questa loro posizione, l'avevano pagata con anni di confino, con anni di fuoriusciti in Francia, in Svizzera. Erano stati bastonati dal regime fascista, però avevano resistito per 20 anni, avevano portato avanti una loro posizione contro il fascismo e contro il nazismo. Questi uomini, questi antifascisti che avevano resistito per 20 anni su posizioni ideologiche contro il fascismo, si sono ritrovati immediatamente. E assieme con loro chi sono ritrovati? Assieme con loro si sono ritrovati tutti quei giovani che avevano fatto la guerra, giovani che erano stati allevati con la dottrina fascista e che avevano capito, nel crogiuolo della guerra, avevano capito che la politica fascista era sbagliata. Giovani che erano stati mandati ad aggredire l'Albania, la Grecia, la Jugoslavia, l'Unione Sovietica e praticamente tornavano da quei fronti, erano tornati da quei fronti antifascisti perché avevano capito che era sbagliata quella guerra, avevano visto che cosa facevano i tedeschi a quelle popolazioni, avevano visto cosa facevano gli italiani alle popolazioni che venivano invase. Perché non dimentichiamo che non sono stati soltanto i tedeschi cattivi. È ora di finirla con la storia degli italiani brava gente. Ne abbiamo commesse di tutti i colori. In Africa, in Libia, in Jugoslavia, dappertutto. Questi ragazzi ad un certo momento hanno capito, piuttosto che andare sotto l'esercito della Repubblica Sociale Italiana, di difendersi e di fare qualche cosa contro il fascismo. E poi i giovani. Chi vi parla aveva allora 17 anni e mezzo. Io avevo avuto la fortuna di vivere in una famiglia di antifascisti, per cui per me la scelta è stata facile. Per altri invece è stata una scelta anche difficile, perché, ripeto, noi venivamo fuori da un regime in cui la scuola, i giovani di oggi sono fortunati perché vivono in una scuola democratica, aperta, come è giusto sia, dove a un certo momento nessuno fa delle distinzioni perché uno ha una idea, uno non è un'altra. Nella nostra scuola che allora avevamo seguito, si insegnava a credere, obbedire e combattere. Questo è il punto fondamentale. Il sabato pomeriggio, oggi i ragazzi vanno fuori, trovano la ragazza, vanno a vedere un cinema, si divertono, vanno in discoteca, fanno quel cavolo che vogliono loro. Allora, il sabato del pomeriggio, c'era il sabato fascista cosiddetto. I ragazzi, i giovani, gli studenti erano costretti ad andare nei campi sportivi a giocare col fuciletto di legno perché dovevano prepararsi e diventare i guerrieri del domani. Questa era l'idea di questo pazzo che ci ha comandato per 20 anni. E quindi questi giovani hanno scelto anch'essi la resistenza. Qualcuno, sbagliando, è andato a finire con la Repubblica di Salò, che dopo l'8 settembre è nata per far che cosa? Per far rivivere la dittatura fascista. E la resistenza si è trovata subito, c'è stata la grande scelta, no? Da una parte, tutti coloro che volevano rovesciare il fascismo, cancellare il fascismo, cancellare il nazismo e dare al popolo italiano la libertà. Dall'altra parte invece coloro che andavano al servizio dei tedeschi per garantire la sopravvivenza della dittatura fascista. Il grande discrimine è stato questo.
si è nati? Si è nati a piccoli gruppi. Io ricordo i primi tempi. C'era, ripeto, il vecchio antifascista, il giovane che aveva fatto la guerra che era rientrato, gli studenti, ragazzi che ci si conosceva, perché tu sei amico di questo, sei amico di quest'altro, ma tu cosa pensi, cosa non pensi, ma hanno detto che qua bisogna fare qualche cosa perché altrimenti ritorna ancora Mussolini e compagnia bella, la guerra non la vogliamo più, mettiamoci assieme. E cominciamo i gruppi. Io ricordo per esempio una prima azione che non è stata un'azione. Io abitavo a Nervesa della Battaglia. A Nervesa della Battaglia, in una frazione di Bavaria, c'era un prete, uno dei pochi preti antifascisti della provincia di Treviso. Anche qua per il tempo di finirla con queste storie dei preti, erano con i partigiani, sono tutte storielle. Abbiamo avuto dei preti antifascisti. Abbiamo avuto il prete di Bavaria, il prete di Santa Croce del Montello, abbiamo avuto Don Galera qua a Montanaro, che erano degli antifascisti autentici. Però dopo lasciamo perdere nella massa, a un certo momento sappiamo chi sono, sappiamo come si sono comportati. Ad un certo punto io ricordo che questo prete di Bavaria, il 13 ottobre del 1943, ha dato l'uso della propria canonica al primo comitato di liberazione nazionale della provincia di Treviso, che si è riunito nella canonica del prete di Bavaria a discutere di come impostare la guerra partigiana. Erano presenti democristiani, Marton, che rappresentava la democrazia cristiana, socialisti, c'era Giavi, c'era qualche altro, comunisti, Dal Pozzo, Guidetti, azionisti, come azionisti c'era Ramanzini, quindi le forze politiche di allora che si stavano organizzando per fare la resistenza al fascismo. Ad un certo punto un giovane che poi è diventato il mio comandante di battaglione, morto purtroppo, ha detto: qua ragazzi, bisogna che noi facciamo la guardia a questi qua, perché se i fascisti vengono a sapere queste cose vengono qua. E allora ci siamo dislocati attorno, lontano 1 chilometro dalla canonica di Bavaria, a fare la guardia a questa gente, perché non venissero sorpresi. E io ho partecipato, era la prima volta che partecipavo. Vi dirò che l'armamento che avevamo non era un armamento ridicolo, avevamo qualche pistola, avevamo qualche arma che era venuta fuori non si sa come, però così. Però questa era la prima cosa. In quella discussione poi, che è stata una discussione importantissima per il movimento partigiano della provincia di Treviso, si sono dibattute le due tesi. L'una era quella che voleva organizzare i partigiani come un esercito, con i militari che lo comandassero, i militari che erano contro il fascismo, che lo comandassero. L'altra tesi invece più politica, più attinente ai partiti della sinistra politica, comunisti, azionisti, socialisti, che difendevano invece la tesi che la resistenza doveva essere la resistenza di un popolo in armi. C'entra l'esercito, benissimo che vengano le cose, però deve essere il popolo che si muove, perché vuole cambiare la società. Già allora si cominciava a dire: dobbiamo cambiare la società, il re cosa sta a fare? È stato insieme col fascismo per 20 anni, quindi cos'è la monarchia? Erano discussioni, è passata la tesi di coloro che volevano organizzare l'esercito di popolo.